Ne ho parlato anche con il candidato, con Giovanni Manildo, quello del tema delle morti bianche sul lavoro, non solo giovani ma anche, e qua in Veneto anche e soprattutto, è inaccettabile sotto tutti i punti di vista. È un problema che ovviamente va affrontato dalla parte dei controlli, dal lato Spisal ovviamente sappiamo bene che siamo carenti, ma non so se sia sufficiente questo dal mio punto di vista, perché il mondo del lavoro, per quanto ci siano dei dati sull'occupazione eccetera, è completamente cambiato e abbiamo un eccesso, fra virgolette, per l'andamento demografico di persone che vanno ben oltre gli over 50 eccetera, al di là poi delle situazioni che sono capitate per i giovani in tirocinio. E bisogna capire anche da questo lato qui per le imprese cosa occorre fare, che ci siano persone di 60-65 anni che vanno sopra una gru senza patentini, senza aver fatto, cioè, è inaccettabile questa cosa, è evidente che bisogna fare qualcosa di lavoro, soprattutto nella nostra regione che è una tra quelle più importanti, non si può morire.